Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, e vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook e vi ricordo che questa puntata ha due parti, due ospiti. Nella prima l'avete già visto l'assessore Roberto Marcato, nella seconda tra poco avremo il rettore della Basilica del Santo, padre Olivero Svanera, quindi è una puntata molto interessante sotto un profilo sanitario economico nella prima, sotto un profilo anche della Chiesa e quello che sta accadendo all'interno della Chiesa nella seconda parte. Abbiamo parlato sotto un profilo sanitario nella prima, ora invece parliamo sotto un profilo economico nella seconda. Allora lo Stato ha dato soldi, diceva giustamente lei bisogna dare ristori, è vero, io ho sentito parecchia gente, guardi, parlavo con degli amici di Burano, di Murano, faccio sempre confusione Murano quella del vetro, dove tutti i ristoratori, tutti i bar hanno ricevuto tutti il ristoro, puntuale lì, me l'hanno detto proprio perché il paese è piccolo, si conoscono tutti, e hanno ricevuto tutti, chi 10.000, chi 15, chi 20.000, però ne hanno ricevuti. Sono pochi, sono tanti, però almeno questa volta il governo è stato di parola, gliel'hanno dati rapidamente. In questa seconda fase, dove da domani, il 24 domani si chiuderà tutto, specialmente i bar, i ristoranti, le pasticcerie, ecco, il governo ha già detto che ha dei soldi, 680 milioni di euro, mi sembra di capire, non vorrei sbagliare, e la Regione farà qualcosa in merito. L'assessore Marcato, che è l'assessore responsabile di questo in senso positivo, farà qualcosa? Sì, allora intendiamoci, il fatturato di bar e ristoranti nel periodo natalizio ammonta a 8 miliardi di euro. Tutta Italia? Tutta Italia. Noi rappresentiamo il 9% del fatturato, del PIL complessivo del paese, faccia lei poi i conti. I ristori messi a disposizione dal governo sono 580 milioni. Sì. Quindi, diciamo, in termini di sterilizzazione della mancanza di fatturato sono insignificanti. Dopodiché, piuttosto che una ombreasse esensive, meglio 10.000 euro, siamo tutti d'accordo, e che servano, siamo tutti d'accordo, però sa, lei si mette nei panni di ristoratore che ha perso 500.000 euro di fatturato, per me dei 10.000 euro, sì, ok, pagherò le mance, la mancata mancia ai camerieri, ma nulla di più. Il tema vero è questo, tra l'altro arriviamo a questa condizione con una condizione pregressa pesantissima, dove io ristoratore, io barista, ho già perso da febbraio altro fatturato. Quindi quello che perdo adesso lo sommo a quello che ho perso prima. L'ha già perso anche adesso, chiudendo alle 18, non Sì, no, ma questo è quello che ammonta, sono 8 miliardi più N miliardi persi durante l'anno. Quindi è del tutto evidente che i ristori sono, come dice la parola, dei ristori, cioè degli aiuti momentanei. Gli antipasti. Sì, ma non sono nulla di strutturale. Il tema vero è: noi riusciremo ad avere situazioni finanziarie che consentano in maniera strutturale di rimettere in moto la nostra economia? Questo è il tema vero, perché se tutto l'approccio finanziario del governo si limita ai ristori, di fatto noi avremo una moria di aziende che non apriranno mai più. E sa, lei come me conosce baristi e ristoratori che fanno questo lavoro da 20, 30, 40 anni. Cioè questi hanno un'esperienza che se tu la uccidi non è che la ricrei domani mattina. Cioè il barista del centro storico che conosce tutti e tutto, che ha parola buona per tutti, che te fa assaggiare a fetta di soppressa proprio perché la va torla su quel posto là che la fa buona e a bottiglia particolare fatta col vino biologico. Cioè, tutta sta montagna di sapere, se chiude, chiude. Non è che poi arriviamo io e lei, che non abbiamo mai fatto questo lavoro qua, e fermo qui che faceva lui. No, mi avrà 40 anni per arrivare all'esperienza sua. La mia paura è questa. I ristori così come sono non bastano, c'è il Recovery Fund. Questo è un'opportunità. Attenzione, non serve a gestire la pandemia, perché non sono soldi per l'immediato, sono soldi strutturali, però se usati bene questa è un'opportunità molto interessante. Speriamo che ci sia la volontà del governo di usarli bene. Per quanto riguarda noi, io sono riuscito proprio all'ultima curva, ho portato una delibera di giunta ieri mattina per un ammontare complessivo di quasi 17 milioni di
di euro, e qui ho voluto dare un po' di ristoro a chi non l'aveva avuto con i bandi precedenti. E allora, non ho una gran memoria, leggo velocemente. Questi andranno alla filiera degli eventi, quindi congressi, chi organizza matrimoni, cerimonie, eccetera, agli ambulanti e ai cosiddetti fieristi, filiera dello trasporto di persone, i NCC, i taxi, filiera dello sport, intrattenimento, parchi di divertimento e tematici, spettacoli viaggianti, filiera di tutte le attività culturali, cioè imprese che lavorano nell'ambito culturale che non hanno visto un euro, commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri, articoli di cartoleria, centri o parchi commerciali le cui attività è stata sospesa per effetto del PCM, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le macro linee, dopodiché noi abbiamo, per velocizzare il tutto, perché mi sono riuscito a confezionarli proprio ieri, per velocizzare il tutto abbiamo fatto un accordo con Union Camere, che loro sono più veloci nel creare i bandi e fare i bandi, quindi fra qualche giorno avremo qualche notizia in più, magari se lei me lo consente io ve lo comunico, voi potete dare a quel punto là l'elenco dei bandi con tutte le risorse, bando per bando, dedicate a chi, come, l'approccio, eccetera, eccetera, eccetera. A fondo perduto, sì. Questo è stato l'ultimo strumento che abbiamo fatto. Però se possiamo essere più precisi, Assessore. Sì. Allora, facciamo un... Più precisi, così faccio fatica, perché adesso sarà Union Camere che confeziona facciamo un esempio. Sì. Io ho un'attività, un ristorante, facciamo un ristorante così. No, allora, i ristoranti e i bar non sono compresi in questo, perché sono stati compresi nel primo che ho fatto, dove ho messo 20 milioni di euro, e lì però ci sono, io ho messo 20,6 milioni di euro, sono arrivate richieste per 50 milioni di euro. Adesso sto diventando pazzo per trovare altre risorse, dovrei riuscire a trovare un po' di milioni di euro da metterli in quel bando per poter scorrere la graduatoria, quindi senza fargli rifare il bando, e dare ulteriori risorse a ristoratori e baristi. Allora, in questo adesso, da domani, allora, fino al 6 di gennaio, chiudono i ristoranti, i bar, sì. Toto, zona rossa. Lo Stato ha messo questi soldi, che è una bazzencora, giustamente come ha detto lei. Sì. Ecco, in questo caso la Regione dà un ulteriore aiuto? No, noi l'abbiamo già dato a bar e ristoranti. No, ma quelli che chiudono adesso? In questo caso no, perché ci sono i ristori, anche se sono pochi, dello Stato. Qua siamo andati a dare una mano a chi proprio si fuori da tutto. E qui non ho mai visto una lira, né dallo Stato né dalla Regione né da nessuno. E quindi quei fa bene, e quindi complimenti. Ma quelli che chiudono oggi, e quindi di questi 20 giorni che chiuderanno, speriamo siano solo quelli, ristoratori, probabilmente bar. Questi hanno anche preso il nostro contributo di quelli che chiudono oggi. Sì. No, ma avranno perché preso... io li ho fatti ad agosto, ho fatto il bando io, sì, ma... che si è chiuso a settembre. Ma per quelli che chiudevano, per quelle categorie là colpite dal Covid. Però, per esempio, i bar e le pasticcerie e i ristoranti a pranzo... l'ho già fatto, guarda, questi sono un miracolo, no. Stai fuori, non sapevo dove buttarli. I si arrivai per miracolo e abbiamo destinati a qui che non mai avuto niente, mi bisogna preoccupare tutto giusto, non mai niente. Tutto il settore dello sport e delle attività culturali, che ha visto zero. No, Roberto, zero. Giusto. Ma allora la mia domanda, e questo va bene. Questi qua che arrivano i ristori dello Stato? Questi arrivano solo quei ristori che abbiamo detto prima, dunque arriva poco. Perfetto, poco. Dunque la Regione ha cercato di soddisfare le esigenze di chi non ha avuto... Di quei proprio, i dimenticati da tutti. I dimenticati da Dio, e invece la Regione ha dato... E invece questi che chiuderanno in questo periodo avranno i ristori dello Stato. I ristori dello Stato, che sono su 8 miliardi 500-600 milioni di euro, insomma, che non so come andranno a finire. E quindi è un dramma. E quindi è un dramma enorme, ma è per questo che, ripeto, io avrei fatto, gliel'ho detto anche l'altra volta, io avrei fatto altre scelte. Intanto non avrei sprecato i soldi, so che ritorno sempre con stupidaggini come i banchi a rotelle, i monopattini, tutte queste robe qua. Cioè, io non le avrei, perché dobbiamo distinguere fra, per far ripartire un paese, tu hai bisogno di interventi immediati per gestire l'emergenza e interventi strutturali per far ripartire l'economia. Ma l'intervento immediato ti serve anche per garantire, per blindare l'azienda oggi, che voglio dire, magari avrà difficoltà, però è in grado di riprendere. Se tu non metti insieme questi due elementi, non vai da nessuna parte. Allora noi abbiamo avuto poche risorse per blindare le aziende oggi e stiamo sprecando
tempo prezioso per fare investimenti a medio e lungo termine che consentano alle nostre aziende di avere prospettive. Ecco, siamo carenti in tutti e due gli aspetti. Io mi auguro, ma lo dico veramente con il cuore, se questo governo dovesse continuare, mi auguro che almeno abbia la voglia di mettersi là e dire non tira aria buona. Via tutto. Non tira aria buona. No, non tira aria buona, ma io non sono convinto che rimarranno là. E non per motivi politici. Che rimarranno? Che rimarranno là. Non per motivi politici, ma per motivi molto banali. Di poltrona. Là, tenete conto che se dovessimo andare al voto, il 90% dei parlamentari che oggi siedono là non tornano più là. E lei è sicuro che un ragazzo di 35 anni che era studente fuori corso universitario e viveva con la paghetta della mamma rinuncia a 13.500 euro al mese più tutti i bonus? Lei è convinto di questo? No, non so, io le chiedo. Nella politica ho dubbi un po' con tutti marcato. No, nel senso quindi... che poi tu ti fai discorsi politici, Renzi vuole fare... No, tengo famiglia. Guarda che lo stesso ragionamento si può fare per la Regione Veneto, per la Regione Lombardia. Mi fa cose da caso, in maggioranza. No, certo lei, ma tutti quelli che vogliono e hanno questo lavoro fanno anche questo ragionamento. Non è che non lo fa. Io ho sentito molti consiglieri regionali di un partito o dell'altro che dicono: beh, sai, andare in regione prendi 10.000 euro al mese, 11.000, 12.000, quello che è. No, faccio un esempio, ho detto sono 8.000 o sono 3.000 quelli che sono, da non averli comunque tu certo, cerchi. Ma ci mancherebbe. Ma questo deve essere lo strumento che ti consente di fare gli interessi italiani. Tutto là, questo è importante. Non è che serva, voglio dire, uno fa quello che vuole, basta che faccia gli interessi italiani. Guardi, a me che un politico prenda 10 euro o 100.000 euro al giorno, a me non mi interessa. Io voglio che faccia gli interessi miei, gli interessi dei veneti, gli interessi dei lombardi, gli interessi dei siciliani. Io guardi, sono la penso come lei. Pensi lei, io dico, faccio un esempio, apro una parentesi che non io sarebbe sono contrario con gli stipendi bassi ai manager, ma contrarissimo. Certo. Perché scusa, ha uno stipendio basso, ma chi vuto che venga a gestire la cosa pubblica avendo a Corte dei Conti, a Procura, responsabilità per decimilioni, ciappando quello che ciappa chi? Un ragioniere? Lei sfonda una porta aperta. Non lo farà mai e va sul privato. Guardi, le faccio io un conto, il Presidente della Regione Veneto che prenderà 180, meno di un consigliere. No, le dico prenderà 170-180 mila euro all'anno. No. Vabbè, un po' meno, 150 No, ciapa meno di un consigliere. Meno di un consigliere, no, Presidente di Commissione. Aspetti, io, un Presidente della Regione, come facciamo un esempio il Veneto, che ha 5 milioni di abitanti e che prende questi soldi qui è una vergogna, perché un Presidente della Regione con 5 milioni deve prendere 500-600 mila euro al mese. All'anno, scusi, perché ha una responsabilità straordinaria, incredibile, e mi sembra proprio davvero penalizzante. Lei, per esempio... Però dico anche, e io per esempio dico in Parlamento, quanto prendono, a prescindere dal fatto che li ridurrei sicuramente, prendo 10.000, no, te ne do 30.000, però se sbagli vai in galera. Ha capito? Questo dico, io do i soldi, ma io sono convinto che prendono un po'. Anch'io. Cioè, non è un tema di... perché quando che uno fa male il suo lavoro, anche 500 euro al mese si ammassa. Sono d'accordo. Se io metto 600 parlamentari invece che 2.000, ne abbiamo 1.000, ma in effetti con tutti i borse, portaborse, sono 3.000, li triplico lo stipendio io. Se sbagli, non è che tu fai un'autostrada e dopo l'autostrada si ferma per interessi, vai in galera e la paghi tu. Ci vorrebbero le preferenze. Ho capito? Che allora, se io ti ho dato preferenza quest'anno, ti ripresenti per 5 anni, non ti hai fatto niente, è preferenza marcato, stai a casa. Era per dare ragione a lei. Infatti, io sono convinto, che pensiamo allo stesso modo. Sono convinto. Stai a casa. Mi sono presentato 5 anni fa, lei, secondo lei, sono ripresentato il sindaco di Padova prende nemmeno 4.000 euro. Ma le sembra che sia un sindaco di Padova, una città che ha interessi. No, ma perché questo qua fa solo quello. No, fa solo quello e non può andare al bar una volta, senza che non sia 300 persone che chiedono. Come il Presidente dico Padova, per dire Venezia, con responsabilità incredibili, prende solo quei soldi lì, non esiste. Io te ne do 10 volte di più, se sbagli però basta, paghi, appunto, ha capito. Condivido. È così come per i manager, si lamenta, io i manager scarsi, ho capito, ma scusa, ma uno che l'azienda privata gli offre 300.000 euro all'anno, ma secondo viene da tipa 60.000 euro all'anno, ma per far cosa? Ma per far cosa? E non ti devi accontentare. Invece nelle partecipate, essere esente, dopo che, come dice lei, sbagli, galera a casa, non mi interessa.
Però bisogna, i Sono d'accordo. manager vanno pagati. La vediamo. E ritorniamo invece al nostro ragionamento, che abbiamo un po' sviato il concetto. E allora succede che praticamente questi poveri cristi avranno un contributo minimo proprio indispensabile e molti, come ha detto lei giustamente, chiuderanno. La regione non potrà fare niente in merito? No, noi adesso con la programmazione che abbiamo nuova, adesso abbiamo tutti anche, stiamo lavorando sui nuovi bandi POR-FES, che sono quelli europei, e noi rimetteremo lo stesso liquidità nel sistema. Ovviamente stiamo lavorando a un nuovo strumento che non le posso anticipare, spero di poterlo presentare a gennaio, ed è un misto di finanziamenti agevolati e fondo perduto, sempre per quelle attività che mi studio cervellarmi la mattina e la sera per trovare risorse e darle alle imprese. Però questo è un paese mi scusi, ma come funziona? Adesso lei dice, io ho messo 17 milioni di euro per chi non ha ricevuto, con il Presidente della Regione, guardate il bilancio, come vengono fuori questi soldi, da dove vengono fuori, come vengono fuori nel ragionamento, perché tanti assessori ovviamente chiederanno soldi al Presidente della Regione per i propri per esempio, io ho fatto una cosa molto semplice, quando c'è stato il lockdown, prima ho incontrato tutte le associazioni di categoria, che cosa mandare loro come ieri Mocciapai e che cosa secondo loro sarebbe stato opportuno fare. E allora là siamo intervenuti sia in tema finanziario, quindi con cash, sia su modifiche dei provvedimenti che stava facendo il governo. E devo dire che il governo ha accettato nostre modifiche che hanno fatto bene poi l'economia. Per quanto riguarda la parte finanziaria, io cos'è che ho fatto? Intanto ho fatto una revisione di tutto quello che avevo in giro. Tutti i residui storici, anteguerra, porto a casa tutto. Ho preso i bandi che erano già partiti, che stavano per partire dai fondi europei, e li ho bloccati, riconvertiti in tema Covid, e tutto quello che sono riuscito a trovare l'ho destinato per il Covid in rapporto all'economia, non Covid sanitario. Anzi, 15 milioni di euro dei miei li ho dati anche alla sanità per gestire la parte sanitaria, quindi mi sono cavato via delle risorse per darle loro. Cioè, ho fatto questo lavoro certosino e ho battuto cassa dappertutto. Ho fatto accordi con il governo, ho fatto accordi con l'Europa, ho fatto mi fa accordi anche con Satana pure per portare a casa per i miei imprenditori. Non ho timori di questa natura. Siamo riusciti a portare a casa delle risorse importantissime con un progetto che abbiamo fatto con il Ministero dello Sviluppo Economico, dove noi mettiamo una somma piccola e loro mettono investimenti importantissimi per l'innovazione tecnologica. Sono arrivati decine di milioni di euro ad aziende anche qua nel Padovano, a Vigo d'Arzere, a Verona, Treviso, Vicenza. Quindi l'Europa ci dà una mano, voglio dire. Sì, ma sì, l'Europa giustamente, come dice il suo leader, dice sono soldi, per esempio ho detto ieri sera, no, perché adesso ce ne dati parecchi soldi, siamo stati lo Stato che ha preso più soldi. Usare bene, però. No, il Presidente Salvini ha detto, il segretario Salvini ha detto, sono soldi che pagano gli italiani, però questa volta l'Europa ci ha dato qualcosa di più, C'è dato qualcosa lo vedremo alla fine dei conti. No, però finora c'è dato qualcosa di più. Nei conteggi ho cercato di vedere un po', ci ha dato qualcosa di più, per fortuna, come giusto sia. Attenzione, non è che l'Europa fa una concessione quando dà qualcosa di più all'Italia, perché l'Europa senza l'Italia non esiste. Sono d'accordo con lei. Cioè, noi non siamo il Belgio, non siamo l'Olanda. Non siamo neanche l'Austria, la Grecia, non siamo la Grecia. Ormai. Adesso, con tutto rispetto per tutti, noi siamo la seconda potenza manifatturiera al mondo. Perché ti dici, ma sì, noi abbiamo nel campo della moda, nel campo del gusto, siamo primi al mondo. Certo, sono nella capacità di creare, siamo primi al mondo. Senta Marcato, puoi dire, facciamo l'Europa senza l'Italia, allora, vedete quanto che ride Germania e Francia. Allora adesso siamo in chiusura, invece deve comunicare, per accedere a quei bandi e quei soldi lì delle persone che non hanno ricevuto nulla, come e cosa devono fare? Io ho fatto la delibera ieri, è pubblicata oggi. Firmiamo la convenzione con Unioncamere a ore, e dopodiché la palla passa a Unioncamere. Nel momento in cui Unioncamere prepara i bandi, io farò un comunicato pubblico, certo. Dirò a tutti quanti come si fa, lo metterò nei giornali. E in quanto tempo arriveranno secondo lei questi soldi? Cioè, noi abbiamo chiesto di poter fare tutto entro 30 giorni. Entro 30 giorni. Sì, è un miracolo, però io ho chiesto 30 giorni. Ha chiesto. E ne ho rimesso sì. E quindi
Croce Sì, di vedo che sorride, no, no, boh, cioè, sì, vabbè. Quindi non ho ancora entro potere fine gennaio, però no, divino. è una Quindi notizia, mi notizia fermo importante, a, insomma, sì. entro 30 giorni, dunque chi avrà ovviamente Comunque attraverso anche di voi diremo alla comunicazione, sicuramente ovviamente vedete sì. tutto quello che l'assessore Marcato sta facendo per quelli che soprattutto non hanno ricevuto nella prima ondata di Covid dei ristori, e allora ovviamente c'è questa soluzione da parte della regione di Roberto Marcato, mentre per gli altri ci sono quelli che ha messo a disposizione lo Stato, sperando arrivino velocemente, anche se sono pochi come sono arrivati questo, e sperando sparisca questo maledetto virus con i vaccini che proprio oggi ha presentato Palù, il Presidente della Regione, nella conferenza stampa che avete visto nei nostri telegiornali. Senta, siamo in chiusura, le do la telecamera, è Natale dopodomani e quindi è un Natale un po' diverso, però lei se vuole augurare ai Veneti un buon Natale, ha tutto il modo e il tempo per poterlo fare. Sì, grazie, ci tengo molto. Allora, ai Veneti intanto voglio augurare di trovare la forza per riuscire a convivere con il dolore per le persone che avete perso. Questo è il primo augurio che vi faccio. Il secondo augurio è di ritrovare e mantenere la passione che ci contraddistingue da sempre per poter tornare ad essere grandi, come lo siamo sempre stati. Il terzo augurio che vi faccio, ed è forse quello più importante, è che a voi e a tutti i vostri cari ci sia una tonnellata di salute a testa. Salute, salute, salute. Buon Natale. Bene, grazie Roberto Marcato, buon Natale anche a lei, grazie come sempre della disponibilità di venirci a trovare. Noi andiamo in pubblicità, nella seconda parte avremo il rettore della Basilica del Santo Padre Svanera tra poco.